Penso che nella vita di ognuno ci siano sguardi che non scorderai mai. Istanti memorabili dove ogni parola risulta superflua perché tutto è dannatamente chiaro. Dicono che gli occhi siano lo specchio dell'anima. Beh, se così fosse, io credo che quando le anime sono libere, riescono a squarciare il silenzio come un urlo. La squadra è sempre la stessa, Beppone, Enrico e Alex, ed è grazie a lui che ci troviamo in tasca un permesso del comune per accedere alla riserva naturale con i mezzi. Buongiorno. Patente e libretto. Va bene. E l'autorizzazione dell'ente parco per far volare il drone. Sembra tutto troppo bello per essere vero. A breve iniziano le nidificazioni, quindi abbiamo solamente una possibilità. Noi siamo carichissimi. A dividerci dal Perugini un canalone di ghiaia, massi e neve. Sono poco meno di 900 metri di dislivello su un sentiero ben tracciato e quindi impossibile da sbagliare. Bella salita che non molla mai e tutto ghiaia, quindi si fa un po' più fatica. E pendenza decisa, però non infattibile, e panorama, per quanto la vallata sia chiusa, è strepitoso, veramente molto molto bello. Gli zaini sono pesanti, ci siamo portati dietro ciaspole, ramponi, chitarra, abbiamo poi tutto il materiale fotografico, i sacchi a pelo e cibo per circa 2 giorni. In media ognuno di noi si porta in spalla una ventina di chili e sulle gambe devo dire si fanno proprio sentire. A circa metà percorso iniziamo a trovare la prima neve, ma eravamo preparati, si sa ad aprile è inconsistente, bagnata, mettiamo sulle ciaspole, però si fa fatica, sembra di fare un passo avanti e 3 indietro. Questo ultimo pezzo è stato veramente impegnativo, però qua alla mia sinistra finalmente il campanile in tutta la sua bellezza e di fronte a me il bivacco. Il campanile di Valmontanaia, un colosso di oltre 250 metri, diventato il simbolo del Parco delle Dolomiti Friulane. Molti lo chiamano l'urlo di pietra, narrando la leggenda di un dannato che con il suo grido formò l'imponente obelisco. Siamo nel lontano 1902, lo scalatore Napoleone Cozzi a quell'epoca 35enne scrisse: «Se l'urlo di un dannato potesse venir figurato, se l'imprecazione di un genio malefico potesse tradursi in forma, non sarebbero diverse da quelle che la natura ha piantato lassù». Per gli alpinisti Cozzi e Zanutti il campanile diventa un'ossessione. Ne tentano l'ascesa segnando con un gesso rosso i passaggi chiave e studiando attentamente le linee, ma a pochi metri dalla cima devono desistere. Mentre Zanutti aspetta Cozzi, costruisce sulla cengia sottostante un ometto. I triestini poi scendono a valle. Nel mentre una cordata austriaca sale. Ironia della sorte, non si incrociano. Sono gli scalatori von Glanville e von Saar. La cima la vogliono loro. Ne studiano i passaggi e si accorgono della presenza dell'ometto fatto da Zanutti. Gli si gela il sangue, la vetta è già stata conquistata. Ne vogliono però la conferma, salgono a Cima Toro e da un punto di osservazione privilegiato si rendono conto che l'impresa non è stata compiuta.
Anche loro scendono a valle, casualità vuole che le due cordate si incontrino all'albergo alla Rosa. I quattro incominciano a chiacchierare, furbamente però gli austriaci non svelano i loro intenti e con l'aiuto di qualche bicchiere di vino in più si fanno raccontare dagli italiani tutti i passaggi più difficili. Raccontano dei segni rossi lasciati sugli appigli e le difficoltà insuperabili dell'ultimo strapiombo fino al raggiungimento del famoso spigolo sud-occidentale. Un'ingenuità che costerà carissima ai due triestini regalando la vetta agli austriaci. Il 17 settembre 1902 Victor e Karl ne conquistano la cima. La delusione è profonda, tanto che Napoleone Cozzi non metterà mai più piede nella vallata, mentre Zanutti conquisterà la cima pochi anni dopo. L'urlo del dannato è conquistato, la sua cima violata. La maledizione si scatenerà violenta sui due alpinisti austriaci. Victor von Glavel morirà 3 anni dopo travolto da una frana. Si racconta causa dal passaggio di alcuni camosci. Per von Saar la sorte è altrettanto infausta. Sopravvissuta alla guerra e a un lungo periodo in prigionia in Siberia, al ritorno in patria morirà di febbre spagnola. Il coraggio e la sfortuna dei 4 impavidi alpinisti e le loro gesta epiche rimarranno sempre nei cuori e racconti delle genti di montagna, mentre l'urlo ne veglierà le anime, maestoso e imponente come le loro gesta. Ormai è già da un po' che abbiamo raggiunto il bivacco, ora abbiamo tutto il tempo per pulire le anime, svuotare la mente, riempire gli occhi di bellezza. Qui il cellulare non prende, sembrerà strano, ma dopo tanto tempo ci sentiamo nuovamente connessi con la vita, quello che ci circonda. Le sensazioni prendono forma e colore, si percepisce il freddo, il caldo, la luce, tutto in modo diverso. Il silenzio diventa musica. E calata la sera si comincia ad aver fame, quindi ci si chiude in bivacco e si tirano fuori le provviste. Spunta fuori da tana. Allora, situazione bivacco. Allora, quello che vediamo molto bene è il beppone. Poi Enrichetto Arrivo. c'è, ok, a rovinare tutto quanto con la lucetta, ok. E poi abbiamo aspettato un secondo. Fame! Lo gnomo. Fame! Lo gnomo gigante. Bene, allora siamo al Perugini. Il Perugini è un bivacco piccolino, però Ma insomma caratteristico. meno male che c'è, e grazie a chi l'ha fatto e a chi lo tiene da conto e con cura. Adesso faremo qualcosina da mangiare. Beppone come sempre ha portato il ben di Dio Il e, cuoco? e il cuoco in Chi è il teoria dovrei cuoco? essere io, che però che palle, No, veramente, anche quando 7 sono in su 7. ferie. Mamma mia, 7 su 7. 12 per 12 minuti senza coperchio a fuoco medio. Mescolate di un tintato finché tutta l'acqua non sarà assorbita. Signori, io proporrei un brindisi al fiore del peggio degli youtuber del Friuli Venezia Giulia. Sì. Queste sono avventure Ecco. che si ricorderanno per sempre. Assolutamente sì. Grazie ragazzi, sono proprio contento di essere qua con voi. Io no. Io neanche. Allora la prossima volta vado diverso. Però se mi regali le tue ciabatte. No, quelle mai.
Il mattino successivo ci svegliamo, la giornata è bellissima, il cielo terso, un vento freddo, sferzante, che ti fa sentire vivo. Il bivacco non lo abbiamo trovato pulito e questo ci dispiace molto, soprattutto perché è un problema molto diffuso. Sistemare, riordinare, lasciare meglio di come lo si è trovato dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. Non costa nulla, è un segno di educazione nei confronti di chi viene dopo di voi. Ricordatevi, se lo usi, lo pulisci. Semplice. Dopo averlo ben pulito, salutiamo il bivacco Perugini, che a parer mio è uno dei bivacchi più belli in assoluto in tutto il mondo, perché quando aprite questa porta e vedete il campanile, il peppone, no, vedete il campanile, ragazzi, è una magia, veramente una magia. Noi come sempre lasciamo il sassolino del sorriso. Il gioco è sempre lo stesso, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Fatto, Cristina continua a far pappagalli, magari prima o poi riesco a far cambiare idea, facciamo anche un'aquila o un gufo. E niente, adesso si torna giù, molto freddo rispetto a ieri, ciaspole ai piedi e via si parte. Se durante la salita abbiamo trovato neve inconsistente e bagnata, al ritorno il fondo era invece duro e ghiacciato. Beppe e Alex hanno optato per il rampone, io e Enrico le ciaspole. Sicuramente la prima scelta è stata la più azzeccata. Questa volta non vi lascio i dati tecnici, raggiungere il campanile è faticoso ma non difficile. Ricordatevi solo di arrivarci ben attrezzati. Voglio invece rubare gli ultimi minuti per ringraziare i miei compagni di viaggio, sono stati loro a fare la differenza, a rendere l'escursione indimenticabile, perché le persone con cui condividi questi momenti non scorderai mai. E forse questa è la chiave della felicità, circondarsi di persone che hanno le tue stesse passioni, che condividono gli stessi valori, avere tempo per parlare, condividere, godere di quei momenti lunghi, quelli che non abbiamo mai, vivere il silenzio in tutta la sua poesia. Quindi Alex, Beppe, Enrico, siete dei cazzoni, ma vi voglio bene. Dov'è che siamo qua? Anzi, ok, Enrichetto che si è mangiato il paninetto. Hiking White My Drone. Hiking White My Drone. Ma dillo bene una volta. Hiking Week My Drone. Se dal mio zaino tolgo il cibo peserà 5 kg, il resto sono tutte vivande e alcol. Adesso sono un pochino stanchino. Ragazzi, se vi vedono le mogli, siete finiti. Altre? Ah sì, piccolo spoiler, in bivacco io bramavo le ciabatte di Alex e carinissimo, me ne ha regalate un paio. Alexa, come si pronuncia Hiking White My Drone in inglese? Hiking Light My Drum. In inglese si dice. Hiking Light My Drum. No like, Alexa, no like my dry, hiking my drone, hiking white my drone in inglese. No light my drive my drum high cake with my drone. In inglese si dice. No light my drive my drum high cake with my drone. No, non ci siamo capiti. Normalmente a fine percorso io e Cristina andiamo a recensire un posticino, un'osteria, un rifugio dove andiamo a fare l'aperitivo per festeggiare il giro che abbiamo fatto. Oggi invece c'è una cosa ancora superiore, cioè siamo ospiti di Up and Down che ha preparato un buffet, direi, con prodotti tipici e spiega. Allora, questo qui ringraziamo Montanaro Camuno, formaggio che ha portato lui dalla Val Camonica. Grazie caro. Grazie Luca. Poi qui invece abbiamo dell'anduia. Perché bisogna specificare che tu vieni dal Trentino. Bergamo Alta. Ok, Bergamo Alta. Bergamo Alta, come si può sentire l'accento. E questo dovrebbe essere un misto pecora e vacca. Benone. Ci siamo. Enrichetto, va bene? Vabbè. Ok, prossima volta porti i Brustoli Krauti, tu. I Krafen. Caldi però li vogliamo.